Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live Sibille interattiva gratuita. Ma prima di iniziare Sibille vi ricordo che se volete fare una domanda non deve essere ripetitiva, quindi non deve essere una domanda che avete già fatto in altre live con la nostra Hildegarda o me magari qualche mese, se no sapete che potete fare tranquillamente un consulto privato non gratuitamente, a pagamento 20 euro con su scritto la parolina magica donazione, perché se no, cari miei, passa 40 euro proprio perché ci sono tutte quelle trafile di costi e costicchi che ci chiede lo Stato giustamente. Invece se c'è donazione il Marietto riesce a dare, come prendi, dà anche a se stesso qualcosina di interessante. Ma a parte queste battute, chiaramente nome, data di nascita per chi vuole fare la domanda, mi raccomando, avete la possibilità di studiare in modo gratuito con noi tramite il sito del Capitano. Il sito del Capitano fondato nel 2015 e qui vedete lo screenshot. Quindi in questo sito ci sono tantissimi ebook, più di 20 ebook gratuiti in cui ci sono tantissimi circuiti radionici, quadranti radiostesici, c'è anche degli ebook gratuiti di Hildegarda, no? Sulla magia, sulla radionica e quant'altro. Oppure se volete degli approfondimenti più corposi, sapete che Hildegarda ha già fatto 2 libri cartacei più 6 o 7 libri ebook sul giardino dei libri, Amazon, Feltrinelli e quant'altro. Bene, detto questo, sapete che in questo sito allora ci sono degli ebook gratuiti. Poi per quelle persone invece che vogliono qualcosa di più corposo, sapete che abbiamo l'albero sefirotico, che è un best buy, è un albero molto potente, cioè è un ciondolo, no? E sapete che costa 150 euro più 10 euro di spedizioni. E questo è proprio un talismano molto potente. Nell'eventualità invece le vostre esigenze vertono su dei sigilli, il Degarma Marietto Veneziano lavorano anche con i sigilli di non solo ma anche di Salomone, con i 44 sigilli di Salomone per ogni esigenza. E visto che c'è la guerra in corso, vi ricordo che abbiamo i sigilli di Mosè, che sono molto più antichi, sono sigilli preziosissimi, sono dei sigilli che hanno come minimo, il suo creatore ha come minimo 7.000 anni, no? E quindi vi ricordo anche che Mosè non era solo un profeta o un mago, ma era anche un generale militare, quindi sono sigilli di una certa presenza, di una certa importanza, insomma sono sigilli che chiaramente fanno quello che promettono. In più il Degarma Veneziano, sapete che per quelli in cui come si progettano o hanno una visione sono anche operativi, coi riti operativi propiziatori. Quindi sapete che se volete o avete in mente un progetto a lunga scadenza o un progetto importante, il Legale Marietto Veneziano sono sempre disponibili tramite chiaramente un consulto a valutare una strategia che nella distanza porti dei risultati importanti, perché lo sapete benissimo anche voi guardando le 1400 pillole della vostra Marietto Veneziano, che pranzi gratuiti in questo mondo non ce ne sono, quindi è inutile che fate sempre la stessa domanda, no? Pensando di pescare in un laghetto che ci sono solamente alborelle dei pesci cani e viceversa. Comunque, detto questo, il vostro Marietto vi ricorda che il martedì sera il Decano Marietto Veneziano sono sempre di protocollo energetico per i vaccini, per gli affini, insomma, adesso arriverà il vaiolo della scimmia, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Invece il venerdì il Decano Marietto Veneziano si attivano per quelle persone che si sono affidate a noi per la pulizia energetica, che è un passaggio molto importante per quelle persone che vogliono ripulire il proprio campo eterico. Andiamo avanti, vi ricordo in ogni caso che a chi non riuscirò a rispondere io personalmente abbiamo la nostra Hildegarda al lunedì e al venerdì alle 21:15 per domande uniche per gente che chiaramente non ha mai fatto domande.
Nell'eventualità vi ricordo questi circuiti li potete trovare tranquillamente nel sito del capitano oppure nei nostri gruppi, questi sono alcuni circuiti, e se invece volete una consulenza con il nostro Hildegarda, questo è il numero. Va bene, vediamo un po'. E ultimamente vi ricordo che su Redbubble abbiamo anche questa nuova operazione, non diciamo operazione nostalgia, ma è un'operazione di divulgazione dei sigilli o degli emettitori radionici per chi vuole. Noi praticamente non ci guadagniamo niente, ma è per dare slancio sempre al settore esoterico che ogni tanto è claudicante. Bene, passiamo alle domandine e chiaramente vediamo se c'è qualche amico che ha fatto qualche domandina nuova, no? Perché se fate sempre domandine vecchie il Marietto non risponde. Vediamo un po'. Angibella, buonasera Marietto. Poi Facebook, ecco. Sì, certo, Facebook user fa una domanda, ma Facebook user, forse sei nuovo, quindi ti ricordo che se vuoi fare una domanda devi iscriverti a StreamYard, StreamYard è sopra quel link e dopo puoi farlo tranquillamente. Allora, Angibelli dice che vuoi fare una domanda, ma non sa la sua data di nascita. Beh, Angibella, allora è inutile che la fai perché ci potremmo collegare vicino di casa, che magari ha lo stesso nome. E capite che sono domande che vanno bene per quei personaggi che si divertono a fare show, no? Ma qui sono cose serie. Bene, vediamo un po'. La Mickey Cat, buonasera, come andrà tra Katia dell'88 e Michael dell'85? Grazie. Allora, Katia, se ci sei, batti un colpo di sì, ci sono, poi siete sposati, avete figli, che è questo Michael, cos'è? Il fidanzato, il marito, l'amante, insomma, dai delle indicazioni, fai una domanda che abbia un po' di corposità, perché se no non la vedo bene. Vediamo un po', lasciamo il tempo di risposta alla nostra Katia. Vediamo un po' se è presente, perché se no passiamo alla prossima domanda. Un po', Katia, se ci sei, intanto prepariamo le sibille. Diamo il tempo di rispondere alla nostra Katia dell'88. Sì, ci sono, no? Conoscente che incontro al lavoro. Ecco, la Katia ci dice, è un conoscente che incontro al lavoro e vuole sapere come va con il Michael. Vediamo un po', questo Michael come va con la nostra Katia. Katia, ma lui è fidanzato, sposato? Hai qualche indicazione corposa da condividere col Marietto, così che vediamo la nostra Katia come no. Beh, disgrazia e cambiamento viaggio. La disgrazia certamente fa già capire che la situazione non è facile. Poi c'è questo cambiamento, adesso non si sa se è un cambiamento positivo o in negativo, è un taglio pesante, un taglio che potrebbe andare nella direzione stratosferica oppure giù in cantina. E andiamo avanti, facciamoci sorprenderci delle nostre sibille. Vediamo che la Katia ha aggiunto qualche novità. Vediamo che la Katia... Allora, la Katia dice che crede che Single si era lasciato verso un po' più zittirsi. Si era lanciato verso di me per poi zittirsi. Ok. Abbiamo capito, era un tipo che si era lanciato verso di te. Allora, vediamo un po'. Il lavoro c'è, vedi? Ci sono stati dei messaggi qua. Vedi qua, questa linea è passato, Katia. C'è stato un momento in cui lui ha cercato di mettere una pezza, un cerottino su una diga, su una crepa di una diga. Vedi, qua c'è il dottore, messaggi.
però ho avuto dei pentimenti, ho avuto qualcosina un pochettino così sul lavoro, vedi qui il lavoro. Io non so se questo tipo, perché vedi, quando esce il mercante, no? È un po' come una carta che ci fa capire che o è sul lavoro o lui è un pochettino tirchio di sentimenti. E quindi vedo che nel passato non so se ha dei rimpianti per certe cose che ha fatto nei tuoi confronti. Nella linea del presente vedo che ti spia, ti guarda, però un po' bloccato e vedo che sta lavorando, questa è la linea presente, vedi, sta lavorando, sembra quasi per conquistarti, sembra quasi che voglia in un certo senso, vedi qua il lavoro è la seconda, è l'amore, insomma, se qui nel presente cerca di spiarti, no? Però è un po' bloccato, poi vedo che la cosa evolverà in senso positivo. Poi vediamo la vecchia signora, la giovane, no? Perché chiaramente qua tu sei più giovane, insomma sei una ragazza giovane, e poi vedo che c'è dell'intenzione seria da parte sua, vedo anche nel futuro prossimo dei rapporti corposi importanti, vedo che c'è qualcosa insomma che non è leggerino, ci sarà proprio un contatto del terzo tipo, fisico, sentimentale importante, però vedo che tu avrai paura di perderlo, vedi? Quindi secondo le sibille, secondo quello che ci dicono le sibille, effettivamente aspetta un po' che la carta ti dà degli aggiornamenti. Esatto, sì. Perché l'hai visto un po' pensieroso e triste a tratti. Eh sì, Katia, può essere, perché vedo che, vedi, qui c'è qualcosa che non andava nel passato, però io qui vedo che lui magari ti guardava, il nemico è anche uno che sguarda, però era un po' bloccato. Poi qui c'è un entusiasmo, qualcosa di importante nei tuoi confronti e poi vedo che scoccherà l'amore fisico molto probabilmente. Però tu avrai paura di perderlo. Però c'è anche la fortuna, il bambino, sai, sono delle bellissime carte che danno slancio, danno importanza alla vostra unione. Ma vediamo un po' il finale. La matrice, il sacerdote, il gran signore e l'allegria. Allora, cos'è? Perché di tutta la stesa, la cosa più importante, cari miei, è il finale. È il finale, la conclusione del film. E vi ricordo che le sibille vanno massimo da 3 a 6, nei casi più fortunati arrivano massimo un anno, però parlano di eventi, di cose che possono succedere in questo lasso di tempo. Quindi io vedo che tu sei innamorata ancora di una persona che hai conosciuto nel passato e vedo che ci potrebbe essere un po' di gelo, però nel futuro tu conoscerai una persona molto più grande di te e avrai sicuramente qualcosa di importante da condividere con quella persona. Quindi, che cosa ci vogliono dire le sibille oggi? Vuol dire che questo personaggio che hai conosciuto sicuramente avrai degli slanci di generosità sentimentale, qualcosina di insomma corposo, però poi mi sembra quasi che tu lo vedi andare via e poi un colpo di fortuna fa tornare forse una tua vecchia fiamma, forse qualcuno che tu hai amato, che è più grande di te, e vedo che con quello ti vorrà bene, vorrà costruire qualcosa, ti proteggerà, insomma, veramente una persona entro un anno del tuo passato che ritorna molto probabilmente o che conoscerai, però vedo che il tuo cuore batte per una persona del tuo passato. Quindi con questo Michael diciamo che ci sarà sicuramente qualcosa di interessante, ma poi la cosa finisce lì. Insomma, una meteorite, no? Una volta li chiamavano meteorini, no? Non sarà qualcosa di importantissimo, quindi goditi il periodo, sarà sicuramente una bella cosa. Bene cari amici, io vedo che non ci sono domande, a parte alcune che della Nella, ma l'ha già fatta tante quelle volte, quindi Nella ti invito o fai un consulto privato, ci contatti privati perché è sempre la stessa domanda Nella, quindi chiaramente
è brutto rispondere visto che ti abbiamo già dato la risposta 3 volte, quindi non vedo altre domandine. Vi ricordo allora la Katia ringrazia, bene, siamo contenti, Katia, che ti sia piaciuto questa Sibille. Vi ricordo che se non ci sono più domande, vi ricordo venerdì sera 21:15 idee gara per Sibille interattive gratuite. Nell'eventualità invece avete la curiosità di indagare, di andare oltre, vi ricordo che la nostra Ildegarda, appoggio qua il suo numero di telefono, vedete, è sempre disponibile per consulti a pagamento, chiaramente, a questo numero. Bene, cari amici, grazie di avermi tenuto compagnia e alla prossima, ciao!